indagini nei confronti dell'infermiere che stuprava le pazienti dell'ospedale di Padova dopo averle drogate. Sono 6 le vittime accertate, tutte ricoverate in neurologia. Le sedava poi la violenza. L'aggressione a 3 migranti a Porto Gruaro nel Veneziano dopo il pestaggio sospetti su una dozzina di ultra-trevigiani attorno ai quali i carabinieri stanno stringendo il cerchio in queste ore. Comunità in lutto a Pieve di Soligo per la morte della 46enne investita sulle strisce pedonali per salvare i suoi bimbi. Uno di loro affida una lettera alla sua rabbia, posticipati ancora i funerali, forse venerdì o sabato. Una volta era la cosiddetta truffa dello specchietto, ora diventa il raggiro dei finti tamponamenti. Ultimo episodio accaduto a una donna nel parcheggio dell'ospedale di Campo San Piero. Sconti e promozioni per una vacanza oppure il viaggio nell'aldilà a chi il 22 ottobre andrà a votare. È l'idea di 2 imprenditori di Marcon per far capire ai veneti l'importanza di recarsi alle urne. Turismo, anche il 2017 è da record per il Veneto, prima regione in Italia con 70 milioni di presenze, delle quali 32 milioni sulle nostre spiagge, con una crescita del turismo culturale. Dopo una lunga stagione di crisi e di lotte riparte la produzione in una delle aziende simbolo di Porto Marghera. Il forno della Pilkington torna ad accendersi. Buongiorno, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione, racconto delle ultime ore. Cominciamo dunque con la chiusura delle indagini sugli stupri presunti dell'infermiere di Padova. Come abbiamo raccontato più volte, prima sedava queste donne, 7 quelle sedate, 6 di queste però sarebbero state anche violentate, e vediamo dunque da Padova la cronaca con gli aggiornamenti sull'indagine. Sarebbero 6 le pazienti drogate e molestate dall'ex infermiere accusato di violenza sessuale. Il 41enne romeno è stato arrestato lo scorso gennaio. Il sostituto procuratore Giorgio Falcone ha chiuso le indagini e ora chiederà il rinvio a giudizio. L'avvocato difensore dell'ex infermiere invece si appresta a chiedere il giudizio abbreviato, condizionato da una perizia psichiatrica che ridurrebbe così di 1/3 la pena in caso di condanna. I movimenti dell'infermiere erano stati monitorati a lungo dopo l'esposto di una paziente che aveva dichiarato di aver subito una violenza sessuale mentre era ricoverata in ospedale. Lo scorso gennaio poi l'uomo ha compiuto un doppio stupro ai danni di una donna ricoverata e incosciente. È stato subito sospeso dal servizio e arrestato. E poi l'inchiesta che riguarda invece l'aggressione domenica ai danni di alcuni migranti a Porto Gruaro. I carabinieri proseguono nella loro indagine e si concentra questa attorno a 12 ultra trevigiani. Una dozzina di ultras del Treviso Calcio. È su questo gruppetto che i carabinieri stanno compiendo accertamenti per identificare e successivamente denunciare i responsabili dell'aggressione nei confronti di 3 migranti ospiti della struttura di accoglienza di Via da Vinci a Porto Gruaro. 12 volti a cui dare un nome e a cui eventualmente attribuire a vario titolo il blitz di domenica sera. Sarebbero arrivati in città domenica pomeriggio per la partita di calcio allo stadio Mecchia, ma invece di limitarsi a fare il tifo, una volta terminata la partita, diretti in pizzeria, avrebbero inseguito un ragazzo minorenne nigeriano uscito da un supermercato di via Trieste, aggredendo poi altri stranieri intervenuti per aiutarlo. Prima le offese a sfondo razziale, poi pugni, schiaffi e calci. Nessuno dei giovani ritenuti responsabili dell'aggressione, sicuramente più di 4, vive a Porto Gruaro. Sono tutti originari dell'Interland di Treviso, riconosciuti grazie a controlli eseguiti proprio allo stadio. Sono stati alcuni testimoni del pestaggio a chiamare il 112, appuntandosi i numeri di targa di 3 auto, grazie ai quali i carabinieri sono risaliti ai veicoli parcheggiati nel pomeriggio. Da sempre una porzione della tifoseria storica del Treviso è vicina ad ambienti di estrema destra e in questo ambito si sta indagando. Ora la morte della mamma Coraggio di Pieve di Soligo, si allungano i tempi per i funerali della donna deceduta dopo 2 settimane di agonia. Lungaggini burocratiche potrebbero ritardare le esequie, forse venerdì o sabato. Intanto l'accusa a carico dell'anziana investitrice diventa di omicidio stradale e il figlioletto maggiore della 46enne cerca di sfogare la sua rabbia scrivendo ciò che direbbe all'anziana.
Il dolore del distacco, lo strazio di chi resta, quei due bambini innanzitutto, investiti con la mamma sul passaggio pedonale di via Vaccari, lo spavento, adesso la rabbia che il maggiore cerca di sfogare scrivendo ciò che direbbe se potesse parlarle all'anziana che li ha travolti. Trascorre anche così nella casa di via Chisini il giorno dopo la morte di Antonella Kmet, la 46enne di Pieve di Soligo che per salvare i figli si è fatta investire in pieno dall'auto di una pensionata 87enne di fronte al vecchio municipio. Con i due piccoli ci sono i nonni materni e una zia di Milano. Il papà, Marco Fiorini, è a Treviso per sbrigare la burocrazia del caso. I medici ieri hanno staccato le macchine. Inizialmente sembrava che la donna respirasse autonomamente, ma la speranza si è spenta di lì a poco. Per fissare i funerali si aspetta il via libera della procura. Da lesioni gravissime a omicidio stradale, l'accusa ipotizzata nel fascicolo d'inchiesta ha aperto a carico dell'investitrice. In molti a Pieve allargano le braccia, a quell'età dicono non doveva trovarsi al volante. Io non ne faccio una colpa all'età, si chiama incidente proprio perché avviene senza la volontà dei singoli e delle persone. Una doppia tragedia, dice il sindaco, quella che colpisce il cuore del quartier del Piave. In questa circostanza la comunità di Pieve di Soligo è doppiamente ferita. Il cordoglio alla famiglia e la vicinanza a tutte e due le famiglie toccate da questo dramma. L'assistente sociale, il servizio sociale che questi giorni ha sempre lavorato anche di concerto con le unità sanitarie proprio per essere più vicino possibile alla famiglia, ai piccoli ma anche alle persone adulte, ai familiari, proprio per comprendere e essere di supporto. All'asilo Maria Bambina, dove Antonella era rappresentante di sezione, suore e maestre la ricordano con gli occhi lucidi. La superiora, Suor Dina, parla di una donna speciale che sapeva portare pace tra le persone e che ha cresciuto due bimbi con il dono, sempre più raro, della gentilezza. E un dono il marito vuole ora fare ad Antonella, seppellirla a Pola, dove, una volta che i figli fossero stati grandi, avrebbero voluto trascorrere insieme la vecchiaia. Il frontale tra due auto ad Arzignano nelle scorse ore è deceduta la donna ricoverata in gravi condizioni dopo lo schianto con la sua Fiat 600. In diretta ci aggiorna Vanessa Banzato dal Vicentino. Vanessa. Sì, una buona giornata dalla redazione di Vicenza. Non ce l'ha fatta l'anziana che ieri pomeriggio era stata coinvolta in un incidente stradale in via Molinetto tra Arzignano e Montecchio Maggiore. La donna, 75 anni, residente ad Altavilla Vicentina, è morta all'alba di oggi dopo ore di agonia al San Bortolo di Vicenza, dove era stata trasportata in gravissime condizioni. I sanitari hanno fatto di tutto per tentare di salvarla. Ieri pomeriggio si trovava al volante della sua Fiat 600 quando, per cause al vaglio della polizia locale dei Castelli, si è scontrata frontalmente contro una Dacia condotta da una 44enne di Montecchio. La 600 in seguito all'urto è finita fuori strada, ruote all'aria, l'anziana è rimasta incastrata nell'abitacolo, è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco in condizioni disperate, era stata trasportata al nosocomio di Vicenza nel reparto di rianimazione dove, dicevamo, si è spenta stamane. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Banzato da Vicenza, ci colleghiamo invece subito con Treviso, notizia di questi minuti, l'aggressione ieri sera pesante ai danni di un macchinista in stazione. Ci aggiorna Daniela Sizia. Daniela. Buongiorno ai telespettatori. Come avete sentito, un'aggressione violenta all'interno della stazione ferroviaria di Treviso. È accaduto ieri sera, la vittima è un macchinista di Treviso. Era sceso dal treno merci e si era diretto verso le macchinette per prendersi qualcosa da bere. Ad un tratto si sono avvicinati due ragazzi marocchini, gli hanno chiesto una sigaretta. Al suo diniego è nato un diverbio acceso, poi l'uomo si è diretto nuovamente verso il treno, ma è stato fermato e aggredito alle spalle, preso a calci e pugni. I due malviventi poi lo hanno rapinato anche del cellulare e sono fuggiti, ma ad accorgersi di quanto stava accadendo un agente della polizia locale del Padovano che si trovava su un treno ed ha visto i due salire sullo stesso convoglio. Il vigile ha così chiamato il 112 ed ha parlato con i carabinieri fornendo loro le indicazioni. I due sono scesi a Spresiano dove ad attenderli c'erano i militari dell'Arma. I marocchini, un ragazzo maggiorenne ed un minorenne, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati. Il maggiorenne, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati specifici contro il patrimonio e contro la persona, è stato arrestato per lesioni e rapine in concorso con il minorenne del 2000 che è stato denunciato per gli stessi reati. Il macchinista, che ha riportato la frattura del setto nasale, è stato portato in pronto soccorso con una prognosi di 30 giorni. E da Treviso è tutto, la linea allo studio.
Grazie a Daniele Sizia, ovviamente ulteriori aggiornamenti nei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 questa sera. Ha chiamato i carabinieri denunciando di essere vittima di una truffa, un'aggressione anzi, ma le telecamere lo hanno smentito e così per lui è arrivata una denuncia. Al pronto soccorso di Monselice era arrivato con una frattura composta all'arco zigomatico, un trauma facciale ed una ferita sovraciliare per una prognosi di 30 giorni. Lui, un 53enne di origine marocchina, con precedenti e senza fissa dimora, aveva anche allertato i carabinieri denunciando di essere stato vittima di una violenta aggressione in galleria Principe Umberto ad Este. Una versione smentita dalle telecamere di videosorveglianza. L'uomo era caduto da solo sbattendo violentemente la testa ed ora dovrà rispondere di simulazione di reato. Una volta era la cosiddetta truffa dello specchietto, ora diventa invece la truffa dei finti tamponamenti, e questa è l'evoluzione, sentite. Dopo la cosiddetta truffa dello specchietto, commessa da chi simula la rottura dello specchietto retrovisore per chiedere soldi agli ignari automobilisti, ora i finti incidenti. La segnalazione arriva da una donna di Campo San Piero, Alta Padovana. Mentre va a riprendere l'auto, parcheggiata nel piazzale dell'ospedale, si accorge di essere seguita da una BMW bianca vecchio modello. L'auto attende alcuni minuti, poi, quando la donna con i 2 figli piccoli innesta la retromarcia per andarsene, la BMW accelera e cerca di colpire l'auto della signora, che riesce ad evitare l'urto per un soffio. A bordo 2 persone che poi sono fuggite. L'obiettivo, chiaro, era quello di causare un tamponamento e poi chiedere magari un risarcimento in contanti e senza passare attraverso le assicurazioni. Poi indagine per cui c'è una svolta in questi minuti che riguarda anche il veneziano, le truffe del finto carabiniere in tutta Italia, in manette la banda che raggirava gli anziani, colpi tentati o riusciti anche nel veneziano e sono state sottoposte a misura cautelare in queste ore 12 persone, c'è un indagato che resta a piede libero, tutti i cittadini napoletani che operavano in ogni regione. Ancora, seguita fino a casa e derubata della borsa, dentro aveva l'incasso della giornata, una brutta avventura domenica sera per una commerciante di Paese nel Trevigiano. Negoziante di 44 anni di Paese, pedinata e derubata da 2 malviventi domenica sera mentre dal suo negozio faceva rientro a casa. Ad agire poco dopo le 21 2 individui con il volto coperto dal passamontagna che dal suo negozio l'avrebbero seguita fino all'abitazione, così da agire non appena la donna fosse scesa dall'auto per aprire il garage. È stato proprio in quel frangente che uno dei banditi è sbucato dalla macchina a bordo della quale stavano seguendo la commerciante, ha aperto la portiera della vettura della donna e le ha rubato la borsetta con l'incasso della giornata. Solo qualcuno che conosceva bene i suoi movimenti e seguiva da vicino i suoi spostamenti poteva compiere un furto così fulmineo. Fortunatamente i 2 si sono accontentati della borsa e sono fuggiti. La vittima, terrorizzata, ha subito dato l'allarme, circa 2.000 euro l'ammontare del bottino. Dell'episodio si stanno ora occupando i carabinieri di Montebelluna, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza lungo il tragitto compiuto da vittime e rapinatori. Il referendum sull'autonomia non porterà più soldi in regione, tanto meno i miliardi di cui qualcuno parla. Sono parole pronunciate poco fa dall'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, che ha spiegato che si tratta sulle competenze e vengono trasferite le risorse che lo Stato già spende, per esempio in Lombardia, che se è virtuosa può risparmiare qualcosina ma è qualcosa di minimale. È importante questa dichiarazione di Formigoni perché fu il primo presidente, quando appunto era governatore della Lombardia, a chiedere più autonomia per la sua regione. Quando appunto Formigoni aveva aperto la trattativa con il governo per ottenere le competenze su 12 materie, dice avevamo fatto dei calcoli e si parla di qualche milione di euro. Sì, andrò a votare, svela, e voterò sì anche se sono amareggiato e deluso perché l'autonomia è una cosa seria che viene affrontata in modo banale. Così Roberto Formigoni. 2 imprenditori hanno ideato un pacchetto ad hoc per i veneti che il 22 ottobre andranno a votare. È una proposta singolare. In ogni caso, buon viaggio. Questo si legge nel volantino ideato da 2 imprenditori di Marcon, Roberto Agirmo e Samuel Guiotto, che faranno sconti speciali a chi si presenterà con il certificato vidimato di voto del 22 ottobre.
tutti sanno, quasi tutti sanno, che il 22 ottobre ci sarà un referendum per l'autonomia qui in Veneto e anche in Lombardia. Non tutti sanno che c'è un quorum per questo referendum. Allora cosa abbiamo pensato con questo mio amico? Facciamo un'iniziativa commerciale, pubblicitaria, che possa avere una ridondanza mediatica, ovvero sia, diciamo che tutti coloro i quali dal 23 di ottobre al 31 dicembre si presenteranno presso le nostre attività potranno beneficiare di uno sconto sull'acquisto dei servizi. In un caso si viaggia in un modo, in un altro si viaggia in un altro. Il 10% o 20% a seconda del pacchetto in un'agenzia di viaggi e il 10% su servizi funebri completi. A noi interessa che sia andato a votare, sì o no non è importante, ma la valenza è quella democratica, cioè dato che il referendum è per l'appunto la maggior forma di democrazia, vogliamo auspicarci che tutti vadano a votare. Ma perché dare vita a questa iniziativa? Chi ha un ideale in tasca e in testa gioca tutto per l'ideale. Noi siamo disposti a metterci la faccia, sicuramente non è una cosa che lascia indifferenti e onestamente la faccia ce la metto volentieri perché per il Veneto faccio questo e altro. Il traforo di Sant'Augusta, adesso è partita la progettazione del secondo stralcio dell'opera, lavori previsti per inizio 2019, ma a Vittorio Veneto ieri si è parlato anche di altro, di elettrificazione della rete ferroviaria. Secondo stralcio del traforo di Sant'Augusta, dall'ospedale civile al cimitero di Sant'Andrea. Partita la progettazione, cantiere al via per gli inizi del 2019, quando dovrebbe terminare il primo blocco di interventi. A Vittorio Veneto sopralluogo e punto della situazione da parte del sindaco Roberto Tonon e del deputato PD Roger De Menec, componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. Finalmente, diciamo, le promesse si realizzano. È un'opera attesa da decenni. Qualcuno sospettava che l'uscita che avevamo fatto ufficialmente con il ministro Del Rio poco più di un anno fa fosse elettoralistica. Siccome non c'era nessun tipo di elezione, abbiamo garantito che le promesse sarebbero state mantenute e anche il CIPE, visto che i soldi sono stati stanziati, quasi 60 milioni di euro, ha garantito che quest'opera si farà. Sopralluogo utile anche a verificare i danni subiti nel corso dei lavori dai residenti. I cittadini saranno risarciti per i danni che hanno subito e che peraltro, purtroppo, vista la complessità dell'opera, per taluni versi erano anche già previsti. Opera che si conta sia pronta per i mondiali di Cortina del 2021, così come l'elettrificazione della tratta ferroviaria Vittorio Veneto, Ponte nelle Alpi fino a Belluno e Feltre, una sorta di metropolitana di superficie, una nuova opportunità di mobilità sostenibile. Nella giornata odierna forse cambia volto un pezzo della regione Veneto perché c'è questa condivisione di un progetto legato all'elettrificazione della ferrovia. È una grande opportunità dal punto di vista economico, opportunità turistica, opportunità culturale, perché le due province iniziano a parlarsi da oggi, ci siamo, continuiamo a parlare insieme e a elaborare progetti di questo tipo. E poi il turismo nella nostra regione, il 2017 che si conferma ancora una volta un anno da record, cifre impressionanti. 2017 record per il Veneto, anche quest'anno prima regione in Italia con 70 milioni di presenze, delle quali 32 milioni sulle nostre spiagge, con una crescita del turismo culturale che con Venezia vede ai primi posti Vicenza e Treviso, che grazie al Palladio e all'arte registrano rispettivamente un più 13% e 11% nella Marca. Continua ad essere la prima industria del Veneto, non a caso anche quest'anno le stime ci dicono che la crescita è attorno al 5% circa rispetto al 2016 che era, ricordiamolo, l'anno dei record sia per quanto riguarda gli arrivi che per le presenze turistiche. E Chiara, operatrice turistica veneta, a spiegarci qual è l'offerta turistica proposta dai vari territori provinciali. Ci occupiamo di vendere in primis Asolo e il territorio del Prosecco, dato che il Presidente lo ama, e poi anche tutta quella che è una proposta individuale legata alla scoperta o alla riscoperta dell'esclusività del Veneto. In gergo tecnico si chiama incoming, parola inglese che significa accogliamo turisti che arrivano dall'altra parte del mondo e li accogliamo qui in Italia o comunque in Veneto. Oggi la prima della 3 giorni di By Veneto, 16ª edizione del turismo del Veneto, dove oltre 200 operatori vendono il prodotto della nostra regione, con strutture ricettive, agenzie di viaggio, immobiliari e servizi per il turismo in generale. Io oserei dire che è la nostra fiera internazionale del turismo B2B, cioè
business to business, legata agli operatori, quindi questa non è una fiera d'immagine, qui si vendono prodotti, si vendono destinazioni, la gente fa contratti, qui ci sono oltre 6.000 appuntamenti tra i buyers internazionali e i nostri sellers, cioè la gente del territorio, i nostri albergatori, i bed and breakfast, i camping, tutti quelli che hanno ricettivo e che vogliono vendere il proprio prodotto. Europa, America del Nord, America Latina e Asia, i mercati con il maggior numero di presenze registrate nella nostra regione, mare, arte, cicloturismo, ma soprattutto ambiente ed enogastronomia, le richieste esperienziali volute dai turisti, in particolare dai giapponesi, come conferma questo operatore. La vostra regione, dice, è famosa anche per il vino come il Valpolicella e il Prosecco, e da noi vogliono conoscere i posti di produzione. Ci fermiamo per qualche istante, poi altre novità insieme, vi aspettiamo. Con tutti. Torniamo in diretta con la nostra informazione. Residenti di via Colombo, andiamo adesso nel Veneziano, sulle barricate per il traffico sotto casa, vorrebbero il ripristino della corsia riservata al tram, ma dall'amministrazione invitano ad aspettare la fine del mese, quando buona parte dei cantieri di Mestre dovrebbero finalmente essere smobilitati. Cantieri in chiusura per la Vallenari bis, contestatissima nuova arteria destinata a rivoluzionare la viabilità della terraferma veneziana. I lavori dovrebbero terminare per la fine del mese. Sono in fase di rimozione i giganteschi cassoni in cemento che negli ultimi mesi hanno occupato la carreggiata di via Vespucci, utilizzati come piscine artificiali per permettere ai sub di costruire la deviazione dell'acquedotto. Tutta la segnaletica di quel nodo sta venendo sostituita in questi giorni per rendere chiaro agli automobilisti che via Vespucci è di nuovo percorribile. Molti infatti sembrano non esserne consapevoli e si riversano in via Colombo, dove alcuni residenti hanno messo in piedi una protesta, vorrebbero il ripristino della corsia riservata al tram. L'amministrazione però è convinta del buon risultato della riapertura al traffico ordinario e non mostra alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. L'invito è ad avere ancora un po' di pazienza. Una volta completati i lavori della Vallenari, prevedono da Cafarsetti, la situazione migliorerà anche in via Colombo. Poi c'è un'altra novità che invece arriva da Porto Marghera ed è la ripartenza dopo una stagione di lotte della Pilkington, ovviamente, e tutti i timori di decine di operai ora sembrano spegnersi. Il forno della Pilkington torna ad accendersi dopo anni drammatici dal punto di vista occupazionale per la zona industriale di Porto Marghera. L'altoforno per la produzione di vetro per l'edilizia era stato spento nel 2012 in piena crisi economica. Per oltre un centinaio di lavoratori specializzati era iniziato un lungo calvario di casse integrazioni e contratti di solidarietà. L'azienda aveva annunciato la sua volontà di lasciare Marghera, ma il lungo e paziente lavoro di sindacati, ministero e enti locali l'aveva convinta ad attendere fino alla ripresa del mercato. 50 i nuovi contratti ad altrettanti giovani operai entrati in organico dopo un periodo di formazione. La produzione ripartirà il 16 ottobre. Ora invece di nuovo nel Trevigiano con novità per l'ippodromo. Il concorso di disegni, la scrittura creativa ed ancora il percorso didattico con laboratori di intrattenimento. Ecco come la scuola si trasferisce all'ippodromo, dove bimbi, genitori ed insegnanti si danno appuntamento al trotto. Accade al Sant'Artemio di Treviso in occasione del Memorial Biasuzzi, domenica 15 ottobre. Il ricordo del figlio. Di andare a vedere il maniscalco, di andare a vedere il cavallo, l'artiere, che è un'altra funzione importante, non se ne parla mai. L'artiere sarebbe quello che cura il cavallo tutti i giorni, mentre l'allenatore è quello che lo allena 2 o 3 volte a settimana, il guidatore è quello che lo guida nel caso della corsa. Evento dedicato a bambini e genitori che si concluderà domenica 29 ottobre con le premiazioni del concorso a ragazzi e cavalli 2017 in concomitanza con un grande appuntamento sportivo, il Gran Premio Nazionale dell'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore. Corsa che è stata itinerante perché è stata fatta prima qua a Treviso, poi è andata a Milano, poi l'ippodromo di Milano è andato più in disuso, l'abbiamo riportata a Treviso con un evento che ritengo che sia meritevole della memoria di mio padre. Sport, intrattenimento e cultura con i migliori lavori dei piccoli studenti che verranno pure premiati.
e provvederemo ad una premiazione sia dei bambini più meritevoli e sia della scuola che avrà portato il maggior numero, che avrà indirizzato verso l'ippodromo il maggior numero di bambini, e avremo un premio particolare del valore di 1.000 euro in materiale didattico per la scuola. È stato un grande successo di pubblico ieri sera su Antenna 3, in prima serata, L'Eco del fango, il documentario realizzato dalla nostra redazione sulla tragedia del Vajont, per non dimenticare quanto accaduto, il racconto degli occhi, attraverso gli occhi e le lacrime e le emozioni di chi quella notte ha visto quella gigantesca ondata. Una ferita che non si rimargina e alla quale per decenni si sono aggiunti tassello dopo tassello colate di indifferenza e soprusi. Perfino odiosa sfacciataggine sino a rigare i volti dei tanti ancora qui residenti ed erigere uno scudo di rabbia nella loro fiducia ancora più forte di quello lassù, incastonato nella montagna. Una cosa che non ho mai visto. E cosa vuol che le dica? Questa povera gente qua che ha le case, c'ha tutto, insomma, la sua vita. E adesso sono costretti ad andare via. L'effetto è disastroso. Una rabbia che emoziona, un ricordo sbiadito e ricoperto dal fango di un'indifferenza che attraversa i decenni. In pratica io poi mi sono trovata sottoterra, ho fatto 350 metri in linea d'aria di volo, ero totalmente sottoterra, avevo fuori un piede e una mano solo. Quindi tu eri nel tuo letto, ma con l'arrivo dell'ondata hai fatto 350 metri. Sì, anche di più tenendo conto, insomma, quindi da casa fino a vicino alla scuola, se non ricordo male. Sì, al di là della scuola, dove c'era uno spiazzo dove i bambini giocavano a calcio e così, e quei 30 bambini che ci siamo salvati quella notte sono stati trovati lì, la maggior parte sono stati trovati lì. Il Vajont attraverso gli occhi, i ricordi e le lacrime di chi ha vissuto quella notte. È stato un successo di ascolti il documentario trasmesso ieri sera da Antenna 3 alle 21:20. La ricostruzione di una ferita causata dall'uomo e per la quale nessuno ha pagato e nemmeno chiesto scusa. L'urlo della montagna, il soffio di un vento d'acqua che la notte del 9 ottobre 1963 in un attimo ha travolto donne, uomini e bambini, cancellando la storia di queste vallate. Quest'onda ha investito direttamente Longarone, spazzando Longarone, Pirago, Rivalta. Ecco, una parte di essa si è aperta verso nord, spazzando via la parte più periferica, più verso il Piave del paese di Codissago e naturalmente spazzando via la zona di Malcolm, e un'altra parte invece ha trovato sfogo libero verso il letto, verso Belluno, verso la Val Belluna, sul letto del Piave che lì si allarga. La sera del 9 ottobre 1963 furono 2000 le vittime, 1918 stimate secondo il dato ufficiale, ma anche su questo non v'è certezza. Solo 703 i corpi identificati, 761 quelli non riconosciuti. Così una parte del nostro documentario, ora vi ricordiamo gli ospiti, tra poco ore 13 con Francesca Bozza si parlerà di musica, insieme al tenore Francesco Grollo, il direttore d'orchestra Giorgio Sini, il chitarrista Tolo Marton. Questa sera 20:10, ospiti sui temi di attualità Massimo Bitonci, presidente della Lega Nord, e Giovanni Tonella del Partito Democratico. Adesso le previsioni meteo per le prossime ore, ci rivediamo a partire dalle 18:30, buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Alta pressione in ulteriore rinforzo e dunque bella giornata di sole e clima mite sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo stabile con sole prevalente, da evidenziare soltanto una locale parziale nuvolosità e qualche raro addensamento sui monti del nord vicentino. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 18 e i 22 gradi, minime sui 10-14 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Locali addensamenti e qualche rapido rovescio in mattinata sul Triestino, ma migliora presto, bel tempo soleggiato altrove. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 19 gradi, minime sui 12-14 gradi circa.
Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo con sole prevalente e da evidenziare soltanto una parziale nuvolosità sui settori centro-occidentali del Trentino. Temperature massime sui 21-23 gradi, minime sugli 8-10 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli da sud-est. Dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.